Buon pomeriggio ragazzi, stamattina c'è stata una forte scossa di terremoto in Francia di magnitudo 5.2 con epicentro nelle Maine, a nord-ovest della Francia. La popolazione in allarme a Bordeaux e fino alle Rennes. Ciao Jenny. Fortunatamente nessun danno alle persone, solo qualche crepa negli edifici, quindi solo diciamo gli edifici e le case sono un po' diciamo un terremoto in Francia stamattina ragazzi di magnitudo 5.2. Diciamo che è un evento diciamo raro in effetti perché non è una zona sismica, quindi mediamente una cosa così succede ogni 4-5 anni nelle Maine, quindi vicino Nantes è successo. Ciao Alessandro. Quindi magnitudo 5.2, sì, è stato molto sentito perché l'epicentro era molto, non era profondo. Non ci sono danni a persone, ma solo qualche casa, qualche edificio, qualche crepa, diciamo, nei muri in effetti. Diciamo che si è sentito da Bordeaux fino a Rennes, passando da Tours per la regione della Loira, quindi si è stato molto sentito in questa zona, diciamo, del nord-ovest della Francia, in effetti. Però non ci sono feriti, non ci sono morti, nulla, solo qualche casa o qualche edificio con qualche crepa dentro, ma nulla di che. Strano perché in Francia di solito terremoto è difficile che si sentono, vabbè, che ultimamente se ne sentono di tutte, quindi perché meravigliarsi di questo quando poi non si sta capendo niente di più, come dico io. Comunque non ci sono danni a persone. Sì, mica ultimamente non si capisce quasi più nulla, vero? Quindi anche la Francia ora ha un terremoto, anche perché qua non è che è raro, però non è una cosa in Francia, esattamente diciamo a nord-ovest della Francia, quindi diciamo alle Main e Loire, vicino diciamo Nantes mi pare, sì, sì, vicino Nantes, sì, è. Va bene normale, figurati, non pensiamo ragazzi, qua se sono donne è male, se sono uomini è uguale, quindi che cambia? Quindi ragazzi, questo qualcuno mi aveva avvisato di questo terremoto, sono andato a controllare. Fortunatamente non ci sono. Sì, sì, Michele, ma figurati, io poi non cerco sempre di trovare notizie nuove, non nuove, purtroppo come sempre ho detto ragazzi, le belle favole oppure le belle notizie non esistono, quindi la cosa migliore di informazione è che uno si informa di come vanno le cose. Sì, sì, come se stava in Italia qua, voglia, cioè, le case sono fatte a pane e puvaruolo, come diciamo noi a sud, quindi 5.2 non è che, ma abbastanza sì, può provocare crolli, diciamo, tranquillamente. Poi comunque dipende sempre dalla struttura, della casa, dell'edificio, stiamo sempre lì, quindi il problema è sempre quello, le costruzioni come sono fatte, il problema è quello. Se lo fa in una parte dove le case sono deboli, tipo nei paesi poveri, fa una strage. Alessandro, guarda, ti giuro, puoi girare dove vuoi tu, ma vai dove vuoi tu. Le belle notizie, come sempre ho detto, ripeto sempre, non esistono. Sanno né dei favole né delle telenovele, lì puoi vedere tutte le belle notizie che vuoi, ma non qua. Quindi ragazzi, a finale, fortunatamente non ci sono danni, diciamo a persone, non le costruzioni, le case si possono ricostruire, le persone no, quindi
la miglior cosa è che anche se cadono gli edifici oppure cade qualche casa, l'importante è che non ci siano vittime, questo è l'importante. Quindi può cadere il mondo, ragazzi, ma lo ricostruiamo, però basta che non ci siano vittime. Grazie Angela, grazie Giuseppe, ciao Alessandro, ciao a tutti ragazzi. Spero sempre, come dico sempre, di dare una bella notizia. Purtroppo però, come ho sempre detto ragazzi, le belle notizie stanno in die favole. Quindi, però se ci starà qualche volta puoi stare sicuro che la metto, non è che dico no, è una bella notizia, non la posto. Spero tanto che qualche volta riesco a mettere, che ne so, trovate una cura per il cancro, trovate una cosa buona. Cioè io lo spero proprio di trovare, trovate la cura per il diabete, cioè una cosa buona, ma non la trovo, che devo fare? Prova a cercare qualcosa. 5.2. Quindi ragazzi, sì, sì, ma ancora una metà è tosta, è tosta. Non ci sta niente da fare. Una cura per fare tanti euro, Francesco, ti affaticare. Francesco, ma ti dico una cosa, guarda, o avere i soldi o non avere i soldi, l'importante è la prima cosa qua è la salute, come diciamo noi. Vabbè, ma questa nostra ragazzi, lasciatela perdere, quindi è inutile proprio. E lo so, Francesco, ma se tieni i soldi e poi non tieni la salute, che te ne fai? Stiamo sempre là a finale. Ma guarda, io sono sempre convinto che la cura ci sta, ragazzi, solo che giustamente non la metteranno in commercio anche perché uno, le case farmaceutiche ci guadagnano un sacco di soldi. Seconda cosa, siamo troppe persone sulla faccia della terra e quindi vogliono che più persone se ne vanno dall'altra parte così la popolazione si riduce. Quindi diciamo in effetti la cosa è così. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona serata, non pensate a nessuno, come dice il napoletano. Ma non guarda, ancora rispondere a quella è inutile, proprio io ci perdo solo fiato, quindi come ho detto per tutti ragazzi, non pensate a nessuno, quando qualcuno vi offende, cancellatela, bloccatela, quindi lasciatela stare, perché più la pensate più quella si esalta, quindi la migliore cosa è la noncuranza, questa è la cosa più bella. Quindi se io parlo di una persona, come è finito quindi la miglior cosa è l'indifferenza. Quindi ragazzi ci sentiamo per il prossimo video, non so quando trovo la notizia io faccio sempre una diretta. Quindi spero che la prossima ne faccio uno buono e non sempre drammatico qua. Allora, il terremoto è stato esattamente nelle Maine, vicino, diciamo, a nord-ovest della Francia, in effetti, di 5.2. Quindi in effetti nel lato della Maine, della Loire, di questo qui è... Ragazzi, vi auguro una buona serata. No, no, Alessandro, nulla, nulla. Solo qualche crepa in qualche edificio e qualche casa. Madonna, che casino. Vabbè, ragazzi, chiudiamo questo video. Ci sentiamo più tardi, stasera, domani, non lo so. Fagiolini e rucola. Ti mantieni leggero, Francesco. No, io voglio qualcosa di più sostanzioso, no, fagiolini e rucola, no, troppo leggero.